martedì 7 novembre, buongiorno Sicilia, da Michele Cucuzza e da Angelo Gagliano. Tra poco vedremo che è in arrivo la pillola contraccettiva gratuita, ma non per tutte le donne. Inoltre in costruzione la struttura di protezione civile a Catania e poi incontreremo Pupo, uno dei cantanti italiani più amati all'estero. Cominciamo con la cronaca, l'omicidio di Samir a Palermo. Le telecamere inchiodano questo cameriere tunisino che però respinge le accuse. Al momento è in stato di fermo, intanto spunta una vecchia lite tra la vittima e il presunto assassino, ma il movente del delitto non è ancora chiaro e non si trova nemmeno l'arma, la pistola. Vediamo. Da un lato il presunto omicida che respinge ogni accusa, dall'altro le telecamere dei sistemi di videosorveglianza che mostrano la stessa persona che prima pedina Bad Samir Budmai e poi spara a bruciapelo 3 colpi di pistola, di cui uno alla nuca. Ruota attorno a questi 2 elementi l'indagine sulla morte del cameriere algerino freddato nella notte tra venerdì e sabato in pieno centro a Palermo dopo aver concluso il turno di lavoro nel ristorante Appetit di via Emerico Amari. E mentre si scava alla ricerca di elementi utili alle indagini, spunta una vecchia lite che ci sarebbe stata tra le vittime e il tunisino Ali El Abeb Baghera, 32 anni, fermato con l'accusa di omicidio. Dal punto di vista investigativo manca ancora un vero movente, anche se sembra legato a vecchi screzi nati sul posto di lavoro. C'è chi ipotizza dei rancori per accaparrarsi i clienti, visto che i 2 nordafricani lavoravano in 2 ristoranti adiacenti e non si trova neanche l'arma utilizzata per commettere l'omicidio. Samir non raccontava mai nulla di quello che accadeva al lavoro, hanno spiegato i parenti, e qualunque problema lo affrontava senza coinvolgere i familiari. Io, con quel delitto, non c'entro nulla, ha invece risposto Baghera agli investigatori. Non mi rovino la vita per un cliente in più o in meno. Baghera abita vicino al ristorante Al Magnum del cugino e si è allontanato dal locale alle 23:45 per tornare a casa. Nel corso dell'interrogatorio, incalzato dal PM Vincenzo Amico, Baghera ha detto di conoscere Samir, con il quale però non avrebbe avuto mai uno screzio. Il tunisino, arrivato a Lampedusa con un barcone, aveva ottenuto l'affidamento in prova dal tribunale di sorveglianza per avere incendiato materassi e suppellettili nel centro di accoglienza dell'isola. Per buona condotta era stato successivamente scarcerato e messo in prova. Ma c'è un'altra storia: decine di imbarcazioni di lusso immatricolate all'estero e mai denunciate in Italia. La Guardia di Finanza di Palermo e di Trapani ha scoperto una maxi evasione da 18 milioni di euro. Una maxi truffa allo Stato con un ammanco di oltre 18 milioni di euro. L'inchiesta delle Fiamme Gialle, partita sulla fascia costiera compresa tra Marsala e Castellammare del Golfo, isole, Egadi incluse, ha fatto emergere una strategia fin troppo diffusa tra i proprietari delle imbarcazioni di lusso che questa volta sono stati beccati per avere tolto la bandiera nazionale con lo scopo di immatricolare yacht e panfili nei registri navali di altri paesi, ovviamente con fiscalità agevolata. In sostanza, decine di proprietari di imbarcazioni da diporto, nel vano tentativo di occultare il proprio bene al fisco, hanno trasformato i propri velieri di lusso in navi fantasma, non barrando l'apposita casella sul quadro RV nella dichiarazione dei redditi indicante i beni detenuti all'estero. I finanzieri della sezione operativa navale di Trapani e Palermo, grazie ad un controllo incrociato con le banche dati e alle acquisizioni documentali, hanno scoperto gli evasori, che sono stati tutti sanzionati con multe comprese tra i 500.000 e i 2 milioni e mezzo di euro. Adesso diamo un'occhiata ai quotidiani siciliani con Angelo Gagliano. Allora, eccoci pronti per vedere subito la prima pagina della Sicilia di Catania, che ha tantissime notizie sulla prima. Intanto si comincia con l'indagine che è stata avviata dall'Unione Europea, perché la stangata del caro voli si sveglia e dà la sveglia all'Europa, le compagnie spieghino. Questa è la richiesta che arriva da parte dell'Unione Europea. E poi c'è la questione dei rifiuti, il nuovo piano dei rifiuti. Il Movimento 5 Stelle annuncia barricate contro i termovalorizzatori. E per quanto riguarda invece il turismo, la Sicilia extra lusso è la regina dell'autunno, l'Etna il valore aggiunto. Sono, diciamo, delle notizie da cui
si possono fare tante considerazioni stamattina, dal caro voli anche al turismo di lusso. E poi però le note dolenti che riguardano la politica, perché c'è tensione sul premierato, l'ombra del referendum sulla madre delle riforme, il Movimento 5 Stelle, il Partito Democratico, se perde deve dare le dimissioni, un po' un parallelismo con Renzi, non so se sì, esattamente così. Esattamente, la vicenda Renzi. E poi dalla Sicilia arriva un Forza Papa, Francesco sofferente ieri in Vaticano, anche davanti ai pellegrini di Gela. Questo è dunque il Papa che è in sofferenza, dice anche ai ragazzi che non sta molto bene. E leggiamo ancora: Bergoglio benedice Gisana, il vescovo armerino negazionista sugli abusi sessuali di Don Rugolo. E poi le atrocità della guerra, il nuovo scontro tra Guterres e Israele, Gaza è un cimitero di bambini, il segretario ONU accusa ancora. Quindi una prima pagina ricca di notizie stamattina sulla Sicilia. Allora approfondiamo qualcuna di queste, a partire dalla caro voli. Il faro dell'Unione Europea sul caro voli per la Sicilia, la commissaria Valean chiede spiegazioni, esultano Urso, Schifano e anche i consumatori. Bruxelles non può intervenire direttamente sulle tariffe, però può imporre che i prezzi siano accessibili. Questa è quella che potrebbe fare l'Europa, stabilire quali siano poi i prezzi accessibili. Evidentemente lo vedremo come. Poi c'è un SOS lanciato da Confcommercio: in Sicilia il lavoro c'è, mancano i lavoratori. Focus anche sui ritardi nella digitalizzazione. Questo è quello che viene fuori da un incontro. Questo è un paradosso che è frequente, no? Che non si incontrano domanda e offerta, per cui c'è tanta gente senza lavoro e poi chi potrebbe dare il lavoro dice ma a noi non arriva nessuna richiesta. E il problema è che mancano alcune figure di lavoratori, non solo relativamente alle competenze, ma anche alla voglia di mettersi in gioco in determinati ambiti, come quelli nella maggior parte dei casi sono coperti o rappresentati dalla nostra organizzazione. A parlare ovviamente sono anche le rappresentanze sindacali e di categorie, la conferenza di Sciacca di Confcommercio. Poi è partita ieri, ne abbiamo parlato, ce ne siamo occupati nel corso dei telegiornali, è partita la stagione dei vaccini, la campagna antinfluenzale, tutto quello che occorre sapere. È possibile premunirsi anche contro il Covid, anche contro lo pneumococco e l'herpes zoster, insomma una serie davvero larga di immunizzazioni che è possibile evidentemente a cui poter avere accesso. Siamo invece alla pagina dedicata alla città di Catania, perché si parla del Santa Lucia, dal degrado al futuro. È andata a buon fine per oltre 5 milioni e mezzo l'asta dell'edificio principale dell'immobile chiamato ex Mulino. Venduta la struttura di fronte al porto di quasi 12.000 metri, resta aperta la procedura per il lotto A. Qui c'è una immagine di questa struttura. Bella struttura, una struttura grandissima. Lo scorso 9 ottobre è stato venduto ad un gruppo italiano il lotto B del complesso edilizio ex Mulino di Santa Lucia, l'edificio più grande che si affaccia proprio sul porto. Il prezzo oltre 5 milioni e mezzo, in seguito all'asta che è stata curata dalla Coldwell Banker Commercial, la società nominata nel 2016. Poi una curiosità, in qualche modo ce ne siamo occupati anche ieri nel nostro TG: non mi sono accorto di trasportare un giovane sul divano. Il protagonista della spirtizia, così viene diciamo virgolettato, diventa virale sui social, ha cercato giustificazioni con i poliziotti, multa salata per il conducente della Panda identificato dagli agenti di Borgo Ognia. Che passeggiatina, una passeggiatina sul divano sopra, diciamo, l'automobile. E ancora siamo sulle pagine regionali, stavolta è la Sicilia, perché è un tema che in questo momento è molto dibattuto, ovviamente a Catania in particolare in questo momento. Catania volata tra Lucarelli e Maran, oggi l'annuncio del nuovo allenatore. Il tecnico toscano ieri sera sembrava avvantaggiato per avere già allenato in C rossazzurri. Si attende un nuovo direttore sportivo, il più gettonato al momento sembra Daniele Faggiano, ex del Parma. I due ex rossazzurri fra i principali candidati per il dopo Tabiani,
qualche possibilità per Silvio Baldini, più staccati invece Aglietti e Jarborčić, ma sono figure queste che non dovrebbero essere, diciamo, della partita che si sta giocando. Continuano oggi e continueranno forse anche probabilmente nella giornata di domani colloqui, vedremo quando ci sarà la fumata bianca. Allora, dal Giornale di Sicilia adesso, via libera ai termovalorizzatori, si punta anche ad una dozzina di impianti per il compostaggio, altrettante per la produzione di biometano. Palazzo d'Orleans battezza il nuovo piano rifiuti che prevede la realizzazione di 2 strutture a Catania e Palermo. In pole pure l'ex area industriale di Termini Imerese, ma i tempi non saranno brevi e quindi si mettono già le mani avanti. Poi il cameriere freddato per screzi sul lavoro, fermato un collega a Palermo, le liti per attrarre i clienti, questa è la versione, diciamo, la linea seguita dal Giornale di Sicilia. Sarebbe un tunisino l'autore del delitto dell'algerino. Gli investigatori sono arrivati a lui grazie alle telecamere di videosorveglianza che sono installate in via Roma. Lui nega tutto, ma le telecamere, insomma, in qualche modo lo inchiodano. E poi gli amici della vittima dicono: ragazzo davvero d'oro che aiutava sempre gli altri. E poi vedete, c'è una fotonotizia della guerra a Gaza, uccisi i capi di Hamas, emergenza sfollati perché si continua a fuggire, l'esercito israeliano colpisce nel tunnel della striscia, sempre più pesante il bilancio dei morti, migliaia senza cibo e acqua, e il valico di Rafah riapre gli stranieri. La von der Leyen invoca un piano di pace, ma è gelo nell'Unione Europea. E anche qui, guarda, c'è un richiamo a quanto abbiamo sentito prima nel servizio: yacht siciliani ma registrati all'estero. C'è stata una maxi evasione, scoperti dalla finanza beni nascosti per 18 milioni, sono scattati anche delle pesanti sanzioni. Vertici di maggioranza, siamo al Comune di Palermo con la politica, tensione tra Fratelli d'Italia e il sindaco, la Galla rinvia sui nuovi incarichi ancora ai partiti. Questo è quello che viene fuori. E poi ci siamo occupati, diciamo, nei giorni scorsi della carenza, diciamo, della raccolta di sangue. Poco personale, la raccolta di sangue che è dimezzata, la situazione dei donatori, dice mancano infermieri e anche i medici. Al Giornale di Sicilia siamo invece alla edizione di Palermo della Repubblica. Si torna a parlare di un concorso che è molto, diciamo, chiacchierato, ricorsi e ipotesi annullamento. C'è bufera sul concorso Parentopoli, le opposizioni chiedono la cancellazione della graduatoria degli agenti forestali e attaccano Schifani, quindi questa è una vicenda che si porterà avanti, andrà ancora avanti. Il delitto di Palermo, le telecamere incastrano l'assassino di Samir e quindi su Repubblica si conferma quello che abbiamo già detto. E siamo adesso alle pagine interne perché ci sono un paio di notizie da approfondire. Intanto sulla vicenda termovalorizzatori, perché dal Giornale di Sicilia ha data per certo il via libera ai termovalorizzatori. Su Repubblica, alt termovalorizzatori, Schifani si rassegna, prima il piano rifiuti, quindi bisogna leggere due notizie contraddittorie. Assolutamente sì. Il Ministero, qui c'è una giustificazione però, quanto c'è scritto: il Ministero non ha concesso i poteri speciali richiesti dal governatore, un vertice a Palazzo d'Orleans per avviare la procedura, e Lombardo, che è il leader del Movimento per le Autonomie, attacca. Ma anche i 5 Stelle mi pare siano sono contrari. Poi ancora per la vicenda di cui abbiamo visto prima, cioè per il delitto di via Roma, le telecamere incastrano l'assassino del cameriere, contrasti per i clienti, la procura ha disposto il fermo di un giovane che lavora di fronte al ristorante di Samir in via Amari. I carabinieri hanno raccolto diverse testimonianze che parlano della concorrenza fra i due. Ma insomma, staremo a vedere poi se questo movente regge. Che risvolti avrà certamente, se resisterà a questo movente. Una notizia la prendiamo di sport, di calcio anche da Repubblica. Flop e infortuni, frecce rosa spuntate, Corini pronta a cambiare il Palermo, Insigne di Francesco in calo con il secondo anche infortunato, recupera Di Mariano, chance per Mancuso. Domani contro il Brescia, gara delicatissima per la squadra che deve uscire dalla crisi, quindi non è un momento, diciamo, felicissimo per il calcio siciliano. Il Catania ha cambiato allenatore, il Palermo è in crisi, il Messina ha perso la sua partita, insomma situazione non proprio idilliaca. Abbiamo il tempo per
andare a vedere anche la Gazzetta del Sud. Allora vediamo un po' cosa scrive. C'è un nuovo piano rifiuti, scrive la Gazzetta del Sud, assieme ai 2 termovalorizzatori, impianti di compostaggio e biometano. Quindi è in linea con quanto invece abbiamo letto sul Corriere, in contrasto con Repubblica. Per superare l'emergenza che riguarda gran parte dell'isola, la giunta Schifani pronta a rivoluzionare il settore. E allora vedremo che cosa succederà. E poi Caronte in Tourist, massiccia adesione allo sciopero, i collegamenti nello stretto assicurati da una sola nave. Ieri è stata una giornata comunque complicata per i passeggeri. L'abbiamo raccontata al telegiornale. Per chi ha dovuto insomma attraversare lo stretto. E poi 2 notizie interessanti, una sicuramente a Spadafora, la maturità bis al liceo Galilei si comincia giovedì. Faranno di nuovo gli esami, la prova, dunque gli orari per gli 11 studenti le cui prove di luglio sono state annullate dal TAR. Si rifarà l'esame. E poi invece restiamo sempre nel messinese, polizia locale, contestata dalla CISL la nomina di Daniele Lopresti. Secondo il sindacato, che ha già protocollato una diffida al municipio, sarebbero state commesse diverse violazioni e la prevista spesa di 9.000 euro sarebbe vietata. Insomma, sono vicende strettamente locali quelle che vengono riportate dalla Gazzetta del Sud questa mattina. Ci proiettiamo già a quello che ci aspetta poi sui quotidiani nazionali, l'accordo con Roma-Albania, 200 per i migranti. Questo è molto importante. Tratti in salvo dalle navi italiane. Ci sono anche su questi tante polemiche, tante discussioni. E poi a Gaza si combatte tunnel per tunnel. Le forze israeliane hanno ucciso altri comandanti di Hamas, 10.000 morti nella striscia. Questo è il dato che viene fuori da questi bombardamenti, da questa avanzata terrestre. E poi una notizia che un po' tutti i quotidiani stamattina hanno: fisco e affitti brevi, Airbnb. Indagine della Guardia di Finanza, sequestrati 779 milioni, cedolare secca non pagata per 5 anni. Guai dunque di carattere fiscale, ma approfondiremo fra non molto. Ci fermiamo qui per i quotidiani siciliani, tra poco quelli nazionali. State con noi. Buongiorno Sicilia. Martedì 7 novembre, buongiorno Sicilia con Michele Cucuzza. Angelo Gagliano. Vogliamo vedere i quotidiani nazionali? Sì, ripartiamo allora da dove ci siamo fermati. Quindi ricominciamo con le notizie di carattere nazionale e internazionale e dal Corriere della Sera vediamo subito questo accordo tra l'Italia e l'Albania. In Albania 36.000 migranti all'anno dall'Italia, accordo tra Meloni e Tirana. Il PD parla di pericoloso, un fatto pericoloso. Questo è quello certo che... è singolare questa cosa, devo dire, molto forte, importante, ma certamente singolare. Cioè 36.000 all'anno, sono tantissimi. Ci saranno allestiti 2 campi praticamente per ospitarli, vedremo poi i particolari magari più avanti. Israele, Gaza City isolata, intensificato l'attacco a un mese dall'assalto terrorista, perché oggi è un mese dall'incursione in Israele. Nuovo scontro con l'ONU, Hamas, 10.000 morti, il Pentagono sono migliaia, gli USA avvisano l'Iran, inviato un sottomarino nucleare. Quindi ci sono sempre questi grandi movimenti strategici in Medio Oriente, in quell'area piuttosto calda. Bella quella foto. Poi c'è questa fotonotizia, noi il male e la sfida non farci contagiare. Un giovane padre israeliano con il fucile mitragliatore a tracollo si prende cura del figlio vicino al muro del pianto proprio a Gerusalemme. Bellissima. Questa è la foto che drammatica pubblica. Ma bellissima, perché lui ha il mitragliatore, però intanto Sta vicino al bimbo. Sì. E poi un paio di altre notizie che troviamo sulla prima pagina. Intanto la cittadinanza alla piccola Indy, che per Londra è incurabile, la malattia, la speranza. L'Italia offre la cittadinanza alla bimba che secondo invece i medici e la legge inglese
sarebbe da non curare più, quindi starebbero pensando a staccare quelle che sono le macchine che la tengono in vita. E poi Trump in aula, la procuratrice è una razzista, ecco, dice Trump, processo all'ex presidente, e abbiamo già sentito maxi sequestro da 779 milioni per Airbnb. Questa è la situazione per l'evasione fiscale di cui abbiamo già parlato. Repubblica, soccorso albanese, quello che scrive stamattina a proposito di migranti il quotidiano La Repubblica. Meloni sigla un patto per trasferire in Albania 39.000 persone salvate in mare. Tirana, nessuna contropartita, faro dell'Unione Europea, così va in frantumi il diritto di asilo, le opposizioni sui nuovi CPR italiani, sarà la nostra Guantanamo. E poi PNRR, i sindaci contro la scure del governo, freni, nessun taglio. Queste sono le posizioni che vengono fuori. La guerra in Medio Oriente, un mese di guerra tra Hamas e Israele, sono una serie di foto, notizie drammatiche, perché si va ovviamente dalla fuga ai bombardamenti a quanto sta accadendo praticamente nella striscia di Gaza. E poi per quanto riguarda la cultura, Augias via dalla RAI, dilettantismo anche di Bella, pronto a seguirlo, c'era un virgolettato, bisognerà poi approfondire a cosa si riferisce. Siamo sulla Stampa. Campi di migranti in Albania, patto Meloni-Rama, dubbi dell'Unione Europea. L'accordo con Tirana, il fastidio del Viminale, manovra Giorgetti attacca l'Europa. Questa è la sintesi dei fatti, diciamo, italiani. Fatto dalla Stampa. Palazzo Chigi, in 6 mesi i primi centri, Bruxelles, rispettare il diritto internazionale. E poi ancora 2 foto notizie, riguardano però chiaramente lo stesso tema, quello della vita. Il grido di Sibilla, leggiamo da una parte la donna costretta al suicidio assistito in Svizzera, i disumani rinvii sul fine vita, e poi dall'altra parte sul corpo di Indy, la neonata inglese cittadina italiana, per curarsi gli altri bimbi senza cittadinanza. 2 storie messe a confronto stamattina sulla Stampa. Ora Avvenire, strage su strage, questo è il titolo scelto dal quotidiano che fa riferimento ai vescovi italiani. Un mese fa il program di Hamas, 1400 ebrei seviziati e uccisi, Israele in guerra, la denuncia a Gaza, superati 10.000 morti, l'ONU, un cimitero di bambine nella striscia di Gaza. Ma intanto la diplomazia prova a trovare delle soluzioni, Blinken vede Erdogan, si inizia a immaginare un futuro senza terroristi, e poi l'Università di Napoli che è stata occupata per delle manifestazioni. Il Papa affida la pace ai bambini, vedete l'incontro, 7.000 in Vaticano da 84 paesi, con domande semplici e anche scomode in alcune circostanze. Poi anche su Avvenire, naufraghi da esportazione in Albania ai richiedenti asilo, quindi intesa Meloni-Rama, centri per migranti raccolti in mare in un paese estero. In qualche modo avremmo risolto il problema dei controversi CPR, così, c'è più bisogno di farli qua, li facciamo in Albania. Li mandiamo in Albania. Poi la cittadinanza italiana Indy, per tentare di salvarla, l'ultima parola spetta ai giudici, la vicenda di questa piccola bimba inglese. Siamo sul Messaggero, anche qui migranti, centri in Albania, parla Giorgia Meloni, 2 basi italiane in territorio albanese per gestire gli arrivi, l'accordo consentirà di limitare gli ingressi illegali e accogliere chi ha diritto alla protezione. La fotonotizia parla di un mese di orrori, il 7 ottobre l'attacco a Israele, poi Gaza, 10.000 vittime, e anche sulla prima pagina del Messaggero, stop alle cure a Londra, il Consiglio dei Ministri vada al bambino Gesù, la piccola Indy ora italiana, difenderemo la sua vita, e si parla anche, speriamo di poterci riuscire ovviamente, taxi, licenze più veloci, Milano dice sì, Roma no, con i nuovi bandi gli incassi non andranno ai comuni, Urso niente alibi, il Campidoglio, così perdiamo risorse. Anche qui maxi sequestro a Airbnb, evasione da 779 milioni. Il Fatto Quotidiano
Vedete, Meloni, migranti a Tirana, Roma, ma poi ritornano, quindi insomma è una questione temporanea in vista di sbrigare quelle che sono poi tutte le procedure. Ma... E poi si parla di Israele, Gaza, crimini come in Ucraina, ma nessuno raccoglie le prove. Intervista a Silvana Arbia, ex cancelliere della Corte dell'Aia. Bibi preferito a Putin, il premier israeliano è trattato meglio del numero uno russo, serve subito un'indagine, delitti bellici sistematici, ieri nuovi raid con altri 400 morti. Il fatto è decisamente schierato in posizione anti-israeliana. La guerra comunque porta a queste cose purtroppo quando c'è la guerra. I nostri immigrati in Albania, scrive il giornale, c'è una svolta sugli sbarchi per il quotidiano lombardo, storico accordo Meloni-Rama su 2 centri oltre mare. Questa è la situazione. La neonata diventa italiana per non essere uccisa, la cittadinanza per curarla, le speranze dunque per la piccola, poi Airbnb, guai col fisco, sequestrati 780 milioni. Anche qui i temi comunque sono pressoché simili. Intervista alla premier albanese: prendo i vostri migranti, Meloni, Tirana costruirà 2 basi per accogliere gli stranieri diretti in Italia, e di Rama non lo facciamo per interesse, ma so che ci aiuterete a entrare nell'Unione Europea. E quindi c'è sempre... Ecco la contropartita. Ecco, non ci sono magari i soldi, però alla fine c'è la promessa. E poi un blitz filo Hamas a Napoli, occupata l'università, Trump è in fuga e nessuno lo cattura. Questo è quello che scrive stamattina non è Libero sulla prima pagina. Abbiamo il tempo ancora per vedere altre prime. Meloni rinchiude i migranti in Albania, patto con il premier Rama per costruire centri offshore. L'Unione Europea ci vuole una legge, questo è quello che dice l'Unione Europea. E poi il titolo forte con un numero che è impressionante: 10.000, un mese dall'attacco terroristico a Israele, con 200 ostaggi ancora nelle mani di Hamas. Sono più di 10.000 le vittime palestinesi, la metà minorenni. Per l'ONU la guerra di vendetta di Netanyahu nella striscia sta facendo di Gaza un cimitero di bambini. Storie davvero terribili. Il Tempo. E vediamo il titolo: Consiglio dei Ministri d'urgenza è stato convocato, l'Italia adotta la piccola Indy, concessa la cittadinanza alla bimba inglese di 8 mesi gravemente malata. In questo modo potrà venire al bambino Gesù curarsi. Londra voleva staccare la spina, i genitori ci ridate speranza, Meloni farò tutto quello che posso per salvarla. Queste sono le sue parole. Poi ancora, sempre, porteremo i migranti in Albania. Dalla prima pagina del Tempo, siglato un accordo con il paese delle Aquile per la realizzazione di 2 CPR, ecco, torna dunque il termine CPR. E poi c'è il ritorno, la celebrazione di Fiorello, che torna su Viva Rai 2, sancisce la pace fra Totti e Spalletti. E dice Fiorello in romanesco, dice: vuoi che te faccio fare la pace pure con Hillary? Pare comunque che in questo momento ci sia una crisi tra Totti e la nuova compagna, ci sono dei rumors in questo senso. Non lo sapevo, sei molto aggiornato. Pare che ci sia questo gossip in giro. Non lo sapevo. E allora vediamo, si inserisce evidentemente Fiorello. L'ultimo titolo che vediamo per stamattina: colpo di scena sui migranti, ora li mandiamo in Albania. Firmato l'accordo tra Meloni e Rama, la sinistra strepita. Questo, ci fermiamo qui per il momento. Allora, facciamo una breve pausa, intanto vediamo che tempo fa e poi dopo parleremo della pillola gratis per le U26. State con noi, buongiorno Sicilia. Ben ritrovate ad un nuovo appuntamento con Trebi Meteo. Dopo una temporanea tregua su parte della nostra penisola martedì 7 novembre, il tempo volgerà ad un cambiamento. Transita una nuova perturbazione, sarà rapida appunto, principalmente occuperà la Sardegna e parte del centro-sud, ma localmente anche i settori montuosi del nord. Uno sguardo a cosa ci attenderà sulla Sicilia. Martedì 7 novembre il tempo sarà nuovamente stabile, asciutto ed assolato, ma qualcosa inizierà a cambiare a partire dalle province più occidentali tra sera e notte. Si formeranno i primi rovesci anche a sfondo temporale.
temporalesco. È il preludio di un peggioramento atteso nella giornata di mercoledì, quando di fatti la presenza di una perturbazione comporterà un incremento, un ispessimento delle nubi e anche locali fenomeni associati anche a sfondo temporalesco. Rinforza la ventilazione, le temperature diurne al più mercoledì perderanno qualche grado. Ulteriori dettagli ed approfondimenti in merito, come sempre, sull'app di Trebi Meteo. A me la cipolla non piace. Meno male. Fatelo a casa, buonissimo. Allora, stiamo già parlando con il nostro ospite, il professor Ernesto Falcida, che è un ginecologo, ci aiuterà a capire che cosa sta per capitare per quanto riguarda le donne e la pillola. In Italia infatti va verso l'ok definitivo alla pillola contraccettiva gratuita per le donne al di sotto dei 26 anni, esatto, giusto professore? Esatto, perfetto. Al di sotto dei 26 anni è stata una scelta più economica che tecnico-scientifica. A partire da? A partire dai 14, in realtà la normativa recita sotto i 26 anni. Ma cosa manca all'ok definitivo? L'ok definitivo mancano i fondi, nel senso che manca la legittimazione da parte del governo sul reperimento dei fondi per poter far accedere tutte le donne sotto i 26 anni, non soltanto quelle meno abbienti, ma tutte, alla gratuità della pillola Perché contraccettiva. sarebbe gratis per tutte. E dovrebbe essere distribuibile in strutture pubbliche, no? E questo è un punto che noi contestiamo un po'. Cioè? E perché? Perché intanto il sistema delle strutture pubbliche non è capillare in tutta l'Italia, i consultori funzionano da qualche altra parte Strutture no. pubbliche intendiamo consultori E ospedali. ambulatori ospedalieri Appunto. fondamentalmente. Beh, ambulatori ci sono dappertutto. Gli ambulatori sono dappertutto, ma perché la prescrizione di un medico privato non vale tanto quanto, assumendoci la responsabilità quella di un medico pubblico? Vuol dire che deve passare attraverso un filtro di valutazione di un altro ginecologo, Giusto. quando noi già nel privato siamo presi la responsabilità di dover decidere per quella pillola per quella paziente. E allora a questo punto anche in farmacia potrebbero essere Perché no? distribuite. Una volta che esiste, tanto è vero che è abbastanza contestabile questo fatto che in realtà si debba passare attraverso una struttura pubblica, vuol dire che ci vuole un altro giudizio clinico da parte di un altro clinico che dica che la pillola vada bene e che In può qualche anche modo cambiare. è come se fossero sminuiti. Assolutamente sì, è questo. assolutamente sì. Poi c'è un altro problema che riguarda le donne direttamente, che dicono ma perché deve essere come dire, al di sotto dei 26 anni di età, non oltre i 26 anni. Non oltre 26 anni. perché? Qui in realtà dietro c'è uno studio economico del fatto che in realtà l'interruzione volontaria di gravidanza in Italia costano moltissimo sotto i 26 anni, poi a poco vanno riducendosi, quindi è un capitolo di spesa che può riversarsi sulla mutuabilità, ma in realtà si è seguito quello che si fa in alcune regioni come il Lazio, come la Toscana, dove si è voluto seguire questo esempio per abbattere i costi in modo tale da poter prescrivere la pillola e pagare soltanto, sforare il tetto di spesa soltanto di 4 milioni, altrimenti sarebbero stati ben 140 milioni. Ma mi lasci dire una cosa, perché soltanto la pillola? Mentre in Toscana tutti i metodi contraccettivi sono gratuiti sotto i 26 anni. Cosa ha di meno il cerotto contraccettivo o l'anello vaginale o la spirale? Qui finalmente le donne italiane si stanno affidando dopo tanti anni che è un metodo sicuro, sicuramente meno invasivo di quanto non lo sia la pillola. Perché soltanto la pillola contraccettiva? E che risposta si è data? Economica. Ecco, Esclusivamente per un motivo economico. Non ci sono o non si vogliono spendere i soldi? Non ci sono, purtroppo il tetto di spesa farmaceutico è molto rigido. E quindi diciamo soltanto pillola e con questi limiti di età e soltanto in queste strutture che abbiamo detto. Esatto. Quindi Ha centrato perfettamente i tre limiti di questa normativa. o consultori o ospedali. Comunque, dottore, parliamo più in generale, professore. La pillola in Italia viene utilizzata soltanto dal 16% delle donne, Sì, che è anche una meno. percentuale più bassa di tutta Europa. Assolutamente Come sì. mai? Perché l'italiana ha sempre una difficoltà ad assumere qualcosa dove ci sia la parola ormone, come se all'ormone fosse connesso un significato sempre negativo, cosa che in realtà non lo è. Però c'è una valutazione molto variegata in Italia, si va dal 30% delle sarde, delle donne in Sardegna, fino al 7% delle campane, perché finalmente si sta anche un po' shiftando verso la spirale, verso il metodo intrauterino, che in realtà in Italia è stato sempre molto avversato, che a tutt'oggi invece sta piano piano modificandosi. Quindi il fatto che, vediamo se ho capito bene, il fatto che in Campania la pillola sia meno diffusa, 7%, meno che in tutte le altre regioni, non vuol dire che non si usano contraccettivi, ma ci sono altri sistemi come per esempio la spirale.
Ecco, però la sulla natalità, quale però non si fanno delle... però la natalità in Campania è la terza d'Italia, quindi vuol dire che si sceglie di fare figli piuttosto di fare contraccezione. Pensiamo ecco. che ad esempio in Asia la pillola viene utilizzata nell'80% delle donne, che è una percentuale altissima mondiale, perché lì evidentemente la contraccezione è stata spinta proprio sul fattore contraccettivo ormonale per bocca, la pillola. Ecco. E gli uomini che facciamo noi? Per gli uomini non c'è imparato nulla. a proteggersi, a utilizzare... Speriamo, credo di no. Per gli uomini No. in realtà ancora non ci sia nulla, perché c'è un grosso, diciamo, difetto di base. Qualunque tipo di farmaco potrà influire sulla fecondità dell'uomo, influirà anche sulla tua potenza coeunte, la tua potenza, diciamo, sessuale. Quindi nessun uomo lo accetterà mai. Mai, perché dice, altrimenti poi il rischio è quello di non poter avere rapporti sessuali. E quindi diciamo che è una condanna femminile. Diciamo. Per adesso sì, per adesso assolutamente sì. Oh, che speranze ci sono che possano cambiare le cose per quanto riguarda la disponibilità, diciamo, della pillola in altre strutture oltre che i consultori? In questo momento non c'è assolutamente alcun tipo di disponibilità futura prevista con questo tetto di spesa, perché in realtà il calcolo non è stato un calcolo del CTS, cioè del Comitato Tecnico Scientifico dell'AIFA, che aveva dato il via libera dal punto di vista tecnico scientifico. Perché lo aveva dato? Perché in realtà quello che è l'unico neo della pillola per bocca, cioè il rischio di tromboembolismo, ormai sappiamo che con i nuovi prodotti è praticamente abbattuto quasi a zero. Ma il Comitato Tecnico Scientifico è dovuto passare attraverso il CDA, il quale deve fare i conti col governo. Il quale, CDA intende? Comitato diciamo, autorizzazioni superiori? No, il comitato di l'amministrazione vera e propria. I soldi. No. Esatto, chi fa i conti, in quel senso chi fa i conti. E in questo senso lì si è dato uno stop, perché in realtà si è visto che se avessero potuto diffondere la mutuabilità a tutte le donne che ne facessero richiesta, a tutte le utilizzatrici genitali, che sono circa fra i 2 e i 3 milioni, la spesa sarebbe stata esagerata. Quindi è un paradosso, perché in sostanza, in realtà, come dire, si offre un'opportunità, ma poi in realtà con l'altra mano la si limita moltissimo. E il limite economico oggi è un limite di tantissime iniziative dello Stato, quindi dobbiamo... Però è un grosso passo avanti, perché deve pensare che fino adesso la pillola è in fascia C, cioè la pillola non ha alcun tipo di mutuabilità. E attenzione, la pillola per contraccezione, perché noi ginecologi usiamo la pillola per tante altre, magari off-label, per tanti altri utilizzi, come per l'acne, per il controllo dell'endometriosi, per il controllo del ciclo, per il controllo delle cisti funzionali. Ecco, in questi casi la pillola non sarebbe mutuabile. E continuerà a non esserlo. E continuerà a non esserlo. Ecco, ma adesso a questo punto, diciamo, che cosa ci possiamo aspettare? Ci possiamo aspettare al massimo per i prossimi anni delle riserve economiche maggioritarie, se in realtà l'esperimento andrà bene, per allargare un po' la fascia di utilizzo gratuito della pillola contraccettiva. Un'ultima cosa che vorrei chiedere per quanto riguarda la Sicilia, naturalmente. Che dati abbiamo? In Sicilia non siamo dei grandi consumatori di contraccettivi, diciamo che però la Sicilia ha dato un dato importante, sta shiftando verso l'alto il consumo di spirale medicata. Quindi è una presa di cognizione importante da parte della donna siciliana, che ha capito che in realtà la spirale medicata ha potenzialmente gli effetti collaterali meno importanti rispetto al contraccettivo orale, può essere utilizzato più a lungo, alla lunga in realtà è più economico, impegna meno tutti i metabolismi. Ma la spirale non è mutuabile? No, assolutamente no. Nessun metodo contraccettivo in Italia è mutuabile. Adesso potrebbe esserlo con lo sarà fino a 26 anni. Ma c'è un pregiudizio anche da un punto di vista, diciamo, culturale nei confronti Sempre per la questione dell'ormone, perché diciamo, per tanti anni si è diffusa la cultura, questa leggenda metropolitana, che ormone uguale patologia, ormone uguale farmaco che fa male, e quindi quando diciamo che la pillola, e comunque lo sappiamo bene, sono degli ormoni, c'è una certa ritrosia all'assunzione. Devo dire che nelle giovani generazioni questa ritrosia però poco a poco sta sparendo. Beh, questo è molto importante. Grazie al professor Falcidia, vedremo quali saranno gli sviluppi da questo punto di vista. Abbiamo imparato un sacco di cose per quanto riguarda la contraccezione femminile, abbiamo anche imparato che noi siamo sempre allo stesso punto, noi uomini. Va bene, grazie e buon lavoro, facciamo una breve pausa e poi ci occuperemo degli altri argomenti. State con noi, buongiorno Sicilia. Buongiorno
Sicilia abbiamo un altro ospite, l'assessore alla protezione civile del comune di Catania, Alessandro Porto. Buongiorno. Buongiorno. Assessore, benvenuto. Parliamo della necessità di rimpolpare un comparto che a Catania è ridotto, come dire, un po' all'osso, diciamo così, come quello della protezione civile. Ricordiamo che in Toscana ci sono stati soltanto nei giorni scorsi 7 morti e si continua anche stamattina, abbiamo visto nei telegiornali, a sparare nel fango. Quindi il rischio idrogeologico è un problema che è diffuso in tutta Italia. A che punto siamo, Assessore, da questo punto di vista come protezione civile? Allora, per quanto riguarda il rischio idrogeologico, che è anche una delle deleghe che mi sono state affidate dal sindaco Enrico Trantino, e stiamo praticamente confrontandoci settimanalmente con il commissario che è a Palermo, che comunque gestisce gli uffici del rischio idrogeologico, perché abbiamo in itinere 2 o 3 interventi come il canale di Gronda, il famoso canale di Gronda che se ne parla da decenni, perché aspettiamo chiaramente che con il nuovo bilancio, con la nuova finanziaria, vengano, come dire, integrate le somme per poter continuare i lavori che si svolgeranno su 2 tratte che permetteranno finalmente di avere una maggiore sicurezza soprattutto sul territorio nostro, che è un territorio abbastanza, come dire, soggetto a questi rischi e soprattutto anche all'evasione. Esatto. Tra l'altro anche il sindaco Trantino in questo studio ne ha parlato. Vogliamo ricordare perché è così importante il canale di Gronda? Il canale di Gronda perché raccoglie innanzitutto tutte quelle acque che arrivano dai vari paesi e che quindi comunque poi alla fine scendono a valle, ma soprattutto anche perché filtra in maniera determinante tutta una serie anche di residui che vengono comunque sviluppati nell'attività stessa anche della pioggia, che quindi porta sempre a valle, e quindi si creano anche quei blocchi che chiaramente poi impediscono il deflusso delle acque, e quindi abbiamo quei fenomeni come succede in questo momento in Toscana, esatto, che chiaramente poi invadono il territorio abitativo e quindi arrecano danni incommensurabili, perché non solo danni alle persone, danni alle strutture, ma soprattutto anche di carattere gestionale, no? Perché la famiglia che si è costruita la casetta come devo dire, dove va ad abitare, dove vive la quotidianità, si deve ritrovare invece in qualche hotel o in qualche residence ospitato dal governo nazionale, con tutti gli annessi e connessi, compreso anche quello dei problemi dei ragazzi che vanno a scuola, eccetera. Ora Catania ha 2, diciamo, fronti, se non sbaglio. Da una parte c'è in vista un possibile nuovo concorso per i giovani che vogliono, per chi volesse entrare a far parte della protezione civile, e intanto nell'immediato una delibera che aspetta l'approvazione del Consiglio Comunale per l'istituzione di un gruppo di volontari di protezione civile. È così? Guardi, direttore, ho portato avanti quello che chiaramente è previsto già nel primo articolo del decreto del 2018 che riguarda la protezione civile, però chiaramente con il supporto del Consiglio Comunale, che ritengo sempre fondamentale nell'attività dell'amministrazione, porto avanti questo, diciamo, quindi regolamentiamo un po' quello che chiaramente è il gruppo volontari, che sarà di supporto fondamentale, strategico a quello che è l'attività della protezione civile del comune, che ormai sappiamo tutti che, come tutte le direzioni, è privo di personale, e quindi il gruppo volontari, che è un gruppo a tutti gli effetti, fa parte di un ente del terzo settore, quindi verrà iscritto sia alla protezione civile nazionale che sia quella regionale, e svolgerà il ruolo di gruppo di volontari come gli altri, che comunque io approfitto anche per ringraziare per il supporto che ci danno giornalmente nei vari interventi, e quindi attraverso un coordinatore, un direttivo e un'assemblea svolgerà l'attività come è giusto che sia, e quindi darà un grande aiuto e supporto a quello che chiaramente è la protezione civile, che conosciamo tutti quanto è importante. Altro che. E lì, come dire, ci sono nuovi arrivi, nuovi ingressi? E quello praticamente poi faremmo noi chiaramente un avviso dove la gente poi avrà la possibilità, attraverso determinati requisiti, di poter iscriversi o con una raccomandata o con una PEC, oppure anche protocollando direttamente al comune, di poter aderire. Chiaramente saranno poi formati, come è giusto che sia, e poi anche valutati
valutati se hanno i requisiti per poter aderire o meno. Dopodiché saranno vestiti, cioè nel senso gli sarà dato anche del vestiario adeguato per poter affrontare poi il ruolo, che comunque saranno responsabili della gestione, perché in caso dovessero, come dire, uscire dal gruppo volontario dovranno restituire quello che gli viene affidato, perché comunque è sempre proprietà del comune, e quindi daranno un grande supporto, ma anche perché potranno utilizzare, previsto nel regolamento, anche i mezzi, cioè potranno anche guidare i mezzi, possono utilizzare gli uffici del comune, quindi possono avere, come dire, anche un ruolo come, diciamo, non alla pari dell'impiegato della protezione civile comunale, ma diciamo che sarà invece di supporto abbastanza importante. E quanti potrebbero essere più o meno? Non c'è un limite, non c'è un limite, quindi è una questione che dobbiamo decidere noi, in base chiaramente anche alle risorse che abbiamo, perché comunque vanno assicurati, e comunque poi è una delle previsioni che ho inserito nel regolamento, quello di dividerli anche a settori, perché comunque la protezione civile significa anche reparto sanitario, reparto per esempio intervento, le varie specializzazioni, dove, perché abbiamo diverse. Io nell'arco di questi anni di esperienza ho avuto modo di confrontarmi con diversi professionisti dove c'è tanta voglia di volontariato, da ex primari, medici, ex poliziotti, carabinieri, stessi uomini della polizia municipale, che hanno voglia di dedicarsi, come dire, e dare un aiuto a quello che chiaramente è un'attività importante e strategica per il nostro territorio. Ma poi c'è una questione che riguarda i sensori e le sirene, che invece verrebbero utilizzati, se non ho capito male, soprattutto per il rischio terremoto, il rischio sismico, diciamo così. Esatto. È così? Sì, direttore, questo è un finanziamento della Comunità Europea che ho intercettato nella scorsa consigliatura, e purtroppo la burocrazia è il male del secolo, e anche attanaglia anche il comune di Catania. Ci spieghi un po' di che allora, si tratta? Questo progetto, che è stato approvato all'unanimità dal Consiglio Comunale, prevede una spesa di 1.100.000 euro e prevede la copertura totale di tutte le scuole comunali e provinciali. Sono 150, sono praticamente un sistema di allerta precoce, cioè praticamente dà la possibilità dai 5 secondi ai 30 secondi di anticipare quello che chiaramente è l'evento sismico. È stato, sì, in Messico ha salvato 5.000 bambini, perché dipende dall'epicentro, quindi la tempistica, diciamo, e la possibilità dipende dall'epicentro dove avviene il terremoto, e praticamente dà la possibilità di inserire sensori in tutte le scuole, sirene, e quindi all'evento, quindi siccome funziona su un'onda diversa rispetto a quello del terremoto, quindi attiva immediatamente le sirene, e quindi hanno la possibilità di attivare il piano di emergenza che diciamo nelle scuole viene, quindi anche mettere sotto i banchi, anche le cose, diciamo, quelle più semplici, elementari che conosciamo, no? Quindi anche il bambino che si mette sotto il banco, comunque dà la possibilità di potersi salvare la vita. Ma questo, diciamo, è già in atto più o meno? Allora, questo è praticamente, dobbiamo solo procedere, perché chiaramente lo facciamo anche coordinandoci con la protezione civile regionale, il dottore Cocina, che è sempre disponibile a qualsiasi nostro, come dire, consiglio o supporto. Devono solo praticamente riscrivere nel bilancio quella che chiaramente sono le somme che già sono comunque stanziate, perché sono fondi europei, e quindi credo che nell'inizio dell'anno prossimo potremmo procedere direttamente all'installazione. Quindi ormai siamo veramente alla fine di questo percorso, che purtroppo ci ha visto arrivare in ritardo, ma che comunque darà come dire, maggiore sicurezza a quella che è chiaramente la vita dei nostri figli. Ma non solo i sensori, direttore, ci saranno anche delle sirene che verranno distribuite in tutta la città, che possiamo utilizzare anche manualmente, cioè evento bomba acqua, quindi che noi abbiamo... un momento, scusi, la interrompo, perché a questo punto lei ha già introdotto l'altro argomento, potrebbero essere utilizzati anche per il rischio idrogeologico, che anche la logica vuole, no? Perché non è che un rischio nasconde l'altro e contro l'altro. E quindi queste sirene, nel caso in cui dovessimo trovarci in una situazione come quella che abbiamo vissuto qualche anno fa, attivare le sirene in modo tale da dare l'allarme ai cittadini, magari di non uscire, cioè anche diciamo sempre quei consigli che verranno rafforzati anche con il gruppo dei volontari, perché comunque lavoreremo anche direttamente con la cittadinanza oltre che con le scuole,
cercheremo anche di far conoscere quello che è il piano di protezione civile che abbiamo approvato nella scorsa consigliatura, sempre io ero l'assessore, e che quindi diventerà poi strategico e rafforzativo per quella che è la sicurezza dei nostri Chi cittadini. disporrà di questi strumenti, Assessore? Saremmo noi, la protezione civile direttamente che gestisce e quindi Sì, attraverso... ma sirene e sistemi d'allarme vengono distribuiti a chi? No, vengono distribuiti nella città e poi possono essere gestiti direttamente, manualmente, cioè anche dal telefonino. Cioè io ho visto l'app, cioè io per esempio che sono l'assessore, al momento che dovessi, come dire, notare oppure che c'è l'allerta meteo eccetera eccetera, do avvio diciamo, al suono della sirena e quindi avverto i cittadini. Lo posso fare attraverso un'app, quindi che chiaramente gestisco. Che coinvolgerà la popolazione, diciamo, assolutamente. Sì, e poi ci saranno anche dei messaggi che arriveranno, gli SMS che arriveranno direttamente sul telefonino, quindi la gente sarà avvertita non soltanto dal punto di vista del suono, quindi dell'allarme sonoro, ma anche dal messaggino che gli arriva direttamente sul telefonino. Quindi stiamo lavorando per cercare di migliorare quella che chiaramente Tutto questo è fondamentale e molto importante perché la città, come dire, sia sempre più adeguata ai rischi che inevitabilmente ci sono un po' dappertutto. Per quanto riguarda il concorso della protezione civile, a che tempi possiamo prevedere allora? Guardi, io penso che entro il mese di novembre massimo lo trasmettiamo alle commissioni, quindi già a dicembre potremmo, se 20 giorni dice il regolamento, quindi già a dicembre potremmo averlo approvato e quindi a gennaio, diciamo con l'anno nuovo, potremmo avviare tutte le procedure per costituire il gruppo volontario, quindi siamo in tempo. Perfetto, speriamo bene, teneteci informati, grazie all'assessore Porto, assessore alla protezione civile del Comune di Catania, tutte iniziative che riteniamo naturalmente, chi può essere contrario, assolutamente decisive e importantissime per proteggerci da tutti i rischi che ogni città vive. State con noi, adesso breve pausa, poi incontreremo un personaggio amatissimo da tutti, Pupo, state con noi, buongiorno Sicilia. Buongiorno Sicilia incontra uno dei cantautori italiani più amato nel nostro paese e all'estero, Enzo Chinazzi, in arte Pupo. Ciao, benvenuto, come stai? Michele, buongiorno, molto bene, buongiorno. Dove sei di bello? In Lituania, in Estonia, dove sei? No, sono appena tornato, sono a Firenze, in provincia di Arezzo, tra Arezzo e Firenze, nella mia amata Ponticino. Ecco. Ripartirò dopodomani. Dove vai? Verso l'est, verso nord, verso sud? No, vado a Kaliningrad, vado a fare un concerto al casino di Kaliningrado. Ecco, ma sei amatissimo da quelle parti. Pronto? Mi senti, Pupo? Sei tu? Adesso sì, dimmi. Dico, sei amatissimo, in particolare nelle zone dell'est europeo, ma un po' dappertutto, non soltanto lì. Ma come mai? Come mai? I motivi risalgono alla fine degli anni 70. La prima volta che sono andato nell'ex Unione Sovietica era nel 1979, quindi è da allora che io non ho mai smesso di esibirmi e continuo insomma ad andare. Ma in Sicilia quando arrivi? Eccolo qua! In Sicilia io ho due appuntamenti fondamentali, a parte il piacere di sentirti e poi magari ci risentiremo poi anche più avanti. Reciproco. Io devo dare due appuntamenti per la Sicilia importanti. Giovedì, chiaramente me la prendo con comodo, giovedì 18 aprile 2024 sarò al Metropolitan di Catania. Evviva! E il giorno dopo, il 19 aprile, il venerdì, al Golden di Palermo, quindi due appuntamenti in Sicilia di un grande spettacolo teatrale che sta già da più di un anno, da quando io ho ripreso a girare il mondo, avendo un successo pazzesco, si chiama Su di noi, la nostra storia, e verrà a Catania e a Palermo per la prima volta il 18 e il 19
di aprile 2024. Eccolo qua, e noi non mancheremo naturalmente di applaudirti. Pupo è No, mi amatissimo. raccomando, tu sei invitatissimo, tu, tutta la tua famiglia, tutti quanti. Invece gli amici siciliani sono invitati a comprare il biglietto. Certamente, Pupo lo sanno tutti, autore di Gelato al cioccolato su di noi, ma forse non tutti sanno che ha scritto anche Sarà perché ti amo, portata al successo a Sanremo dai ricchi e poveri nel 1981. Complimenti anche per questo. No, ma guarda, ma sai cosa è successo? Ti do un'anteprima. Allora, mi ha appena scritto il presidente e il direttore della SIAE dicendomi che Sarà perché ti amo, come tu ricordato, scritta nel 1981, quindi 42 anni fa, nel 2022, quindi anno scorso, è in pratica entrata nelle nomination dei Grammy Awards che daranno per le canzoni più suonate e ballate italiane dell'anno 2022. Sarà perché ti amo e la nomination per gli Oscar che daranno a metà di novembre a Milano, nel Teatro di Milano, dalla SIAE, che vengono proprio dalla SIAE. Quindi pensa a te questa canzone cosa ha combinato. Ma complimentissimi anche per questo. Ma tra l'altro Pupo, dovete sapere, fa tutto, perché lui fa film, doppiatore, scrive libri. Hai scritto anche un romanzo che si intitola Un enigma chiamato Pupo, è vero? Sì, ho scritto, è il mio primo libro, poi per la Rai Eri, lo pubblicai per la nostra Rai Eri ai tempi quando appunto conducevo anche programmi televisivi per la Rai, e poi ho scritto per Rizzoli un romanzo che si chiama La Confessione, ho scritto Diario di un giocatore chiamato Pupo, pubblicato da Gremese. Insomma, io scrivo ormai da più di 25 anni anche per il Quotidiano Nazionale. Tutti i lunedì esce un mio redazionale intitolato Dolce un po' salato, parafrasando la canzone che tu hai appena citato, Gelato al cioccolato. Quindi la scrittura è una delle mie grandi passioni. Perché un enigma, Pupo? Perché? Perché ancora io non ho capito bene me stesso, in pratica questo è abbastanza comune, anche tu penso che sia uno, cioè, tu ti sei capito Michele? Mi interrogo. Ecco. e quindi diciamo l'enigma, dico, ma perché è accaduto proprio a me? Anche perché io, tu lo sai, sono stato protagonista di cadute e ripartenze straordinarie. E allora l'enigma è perché è capitato a me, è una domanda, perché? Perfetto, però un paio di domande te le devo fare per forza. Uno, la questione del gioco, come va lì? A che punto siamo? No, il gioco ormai è superato e io chiaramente non sono, diciamo, guarito dal gioco, perché non si guarisce da una patologia che fa parte della tua personalità. Lo domino, non gioco più da 20 anni praticamente, ormai ho smesso di giocare completamente e quindi però è dentro di me la grande passione latente, la sento, preme forte, io la controllo, non è semplice, perché chi ti dice che si può guarire dal gioco d'azzardo ti dice una grandissima bugia. Magari uscire dalle dipendenze è anche possibile, ma il gioco d'azzardo non è una dipendenza come la droga, come l'alcol, come il fumo. Il gioco d'azzardo, quando è vero, quando non è una roba solamente di vizio, quando è dentro di te, è un qualcosa, è come un orecchio, come il naso, è una cosa che ti appartiene, quindi lo devi solo dominare. Ecco, quindi resisti anche per questo, complimenti. Invece parliamo di cose più piacevoli, gli amori di Pupo, anche lì sono abbastanza complesse le cose. No, sono chiarissime da 35 anni. Io ho una moglie, una compagna che si chiama la mia moglie Anna, mia compagna Patricia. Siamo ormai una realtà sentimentale particolare, ma che sia accettata, e quindi non viviamo da anni più nell'ipocrisia, viviamo nella lealtà, l'onestà, e più invecchiamo e più ci piace questa cosa, anche perché ci sono meno impulsi, meno tentazioni, c'è più comprensione, quindi magari
io inizialmente non è stato facile, ma adesso mi sento con le mie 2 donne protette, sto bene perché non ho più niente da nascondere. È bellissimo questo, anche sentirtelo dire, il coraggio di raccontare se stessi senza ipocrisia, senza falsità. E questo è tipico di un amico, oltre che di un personaggio di grande rilievo come sei tu. Vai a Sanremo adesso? Ma adesso quando? Ora fai l'attacco alla telefonata. Al prossimo Sanremo ci vai? No, non credo, no? Perché Amadeus, tu pensa, ho parlato via WhatsApp con Amadeus perché ci sentiamo, è una persona molto competente, persona davvero straordinaria, lo dico, e mi ha detto Enzo, ho 350 richieste, quindi per 22-23 posti. Allora, io penso che mi potreste vedere a Sanremo nel 2025, e questo se ci sarà ancora Amadeus, e io mi auguro per di sì, quando festeggerò le nozze d'oro con la carriera, che saranno nel 2025 50 anni di attività professionale vera, e i miei 70 anni. Allora a quel punto penso che Amadeus mi inviterà, come fa con i vecchi, a cantare Su di noi nemmeno una nuvola. Ecco. Ma allora ci saremo anche noi ad applaudirti naturalmente da casa attraverso il televisore. Complimenti e grazie tantissimo Enzo per essere stato con noi questa mattina. Io se me lo consenti volevo ricordare appunto giovedì 18 aprile 2024 al Metropolitan di Catania e venerdì 19 aprile 24 al Teatro Golden di Palermo. Non mancheremo. Ticket One, mi raccomando, Sicilia, non mi deludete amici. Ci sentiremo Michele. Grazie. Puoi stare più che tranquillo, ne sono certo. Grazie a te, ciao e buon viaggio verso le tue nuove avventure artistiche. Pupa è sempre straordinario, ragazzi, c'è poco da fare. Va bene, adesso parliamo di Chi la vuole cotta, a voi. 9 su questa rete c'è Chi la vuole cotta. E adesso vediamo cosa dicono le stelle oggi con Marco Amato e le sue tazzine di caffè. Marco, ci sei? Guarda un Ci po'. sono, buongiorno a tutti. Oggi c'è un re di quadri, se non sbaglio, vero? Sì. È un Jack un di jolly, quadri. è un Jack, scusa. Un Jack mi piace di più perché è più furbetto, lo trovo una carta un po' più sorniona, più furba, e l'ho trovata abbastanza in tono con il personaggio o i personaggi che volevo mettere oggi sotto i riflettori delle stelle. E chi sono? Chi sono? Sono una band che ha dato lustro all'Italia perché ha vinto dei premi molto importanti che sono i Music Awards, ma in più il premio per la miglior band europea. Ebbene, sono i Maneskin, quindi la formazione di Damiano, di Victoria, di Ethan e di Thomas meglio. Allora, di questa natura zodiacale loro, cosa dire? Mi colpisce moltissimo il fatto che sia Damiano che Thomas sono 2 Capricorno, mentre invece la bella Victoria è una venusiana Toro, e sempre venusiano è Ethan. Venere e Saturno, cosa ci fanno insieme questa combinazione di talenti talora molto razionali, talora molto venusiani, affettivi, trasgressivi anche a volte. Ricordo che il loro stile, oltre che il loro stile e la loro bravura musicale plurimamente riconosciuta, è anche uno stile di rottura che vuole indagare su cause sociologiche abbastanza nuove, complesse, in chiave innovativa, tra l'altro dando vita anche ad un filone stilistico molto importante. E allora Saturno è pianeta del lavoro, della perseveranza, il tanto temuto e vituperato Saturno che si conosce bene l'effetto quando è contro, ma non si dice mai che quando è a favore Saturno è un vero e proprio talento di sapienza e di capacità lavorativa, laddove non manca neanche la bella Venere a dare estro, a dare trasformismo, a dare anche quel pizzico di pepe in più capriccioso e metamorfico, proprio come vuole questa combinazione. Ebbene, un
risultato così eccezionale non è da sottovalutare né da un punto di vista tecnico, ma neanche da un punto di vista stilistico. È proprio è il lavoro sull'estetica, sulla musica, sull'arte in generale, che porta a dei risultati di eccellenza. Ebbene, oggi il cielo parla proprio di sogni, proprio perché l'aspetto più interessante del cielo di oggi è un bellissimo trigono tra Mercurio, comunicazione, e Nettuno, empatia, psiche, anima. Ecco, i segni zodiacali oggi hanno un che di più spirituale, per cui vogliono indagare nella natura intrinseca delle cose e nel vero e proprio scambio affettivo sentimentale. Ebbene, i più favoriti chiaramente sono i segni di terra e di acqua, in particolare sempre il Capricorno, che è un segno poco conosciuto e molto maltrattato dall'astrologia banale, proprio perché è un segno di un'immensa e grande potenza, è quello che io chiamo un vulcano sotto una montagna di ghiaccio. Dentro un Capricorno che può sembrare apparentemente algido e rigido c'è una grande creatività che vuole esplodere. Benissimo quindi anche per Vergine e Toro, che oggi ritrovano un pochino di armonia e di allegria e di empatia in più, confortati anche dall'abbraccio degli affetti. Anche al lavoro troveranno sostegno. Cancro, Scorpione e Pesci, con questo aspetto così empatico, così forte, hanno più voglia di scambiare, di relazionarsi, tengono tutto dolcemente sotto controllo. Oggi i sensi di questi tre segni zodiacali sono veramente molto più acuiti del solito e risultano sempre i più empatici dello zodiaco. Un po' più in difficoltà i razionali Aria, quindi Gemelli, Bilancia, Acquario. Sotto questo aspetto stimolano sì la fantasia, in particolare Acquario, Gemelli e Bilancia si fanno però delle domande e capiscono realmente dove vogliono arrivare gli altri e loro. I Fuoco, chiaramente, se va bene ad acqua e a terra, i Fuoco sono maggiormente in difficoltà, quindi vediamo perché. L'Ariete perché non fa pace con delle emozioni e delle pulsioni che non riesce a dominare. Il Leone è sempre alle prese con una riaffermazione lavorativa che stenta ancora ad arrivare, ma la settimana prossima andrà decisamente meglio. E il Sagittario che sta restaurando un po' il suo dominio affettivo. E allora, con la mia furba tazza di oggi, vi auguro un'ottima giornata e buon proseguimento. Grazie, buon proseguimento anche a te, che tu possa fare un poker con quelle carte del gioco, magari 4 jack non è male, è un bel pokerino. Allora ragazzi, invece noi passiamo a diamo un'occhiatina a qualche giornale o no? Ma una curiosità, perché c'è una bellissima foto stamattina che viene pubblicata dalla Stampa, c'è una aurora italiana, l'aurora nel cielo, sopra le 5 torri di Cortina d'Ampezzo, immortalata da una webcam alle 18:15 del 5 novembre, bellissima davvero. Quindi è un tramonto, no? Sì, è il cielo colorato è di notte che stupisce, che fa stupore, essere osservato nel nostro paese, un fenomeno delle terre del nord, uno spettacolo che ci riconduce dunque a quando il creato era mistero, opera di molteplici divinità. Insomma, una cosa davvero bella perché non succede dalle nostre parti, alla nostra latitudine, solitamente sono i paesi nordici. Lo sai che il 7 novembre del 1867, quando nasceva Marie Curie, che è morta nel 1934, ecco, lei è stata l'unica donna ad avere vinto 2 premi Nobel in 2 campi diversi. Eccola qua. La fisica e la chimica, ha dedicato la sua esistenza alla scienza, pagando con la sua stessa vita i lunghi studi sulle radiazioni. Pochi anni dopo, siamo al 7 novembre ma del 1875, Albert Hooke, vediamo questo, cioè una riproduzione del tempo, brevettò una macchina rivoluzionaria per la produzione delle sigarette. Sebbene consentisse una produzione più efficiente, non possiamo però ignorare il suo impatto negativo nella salute. Cioè, un po' complicata come macchinetta per distribuire le sigarette. Passiamo al Novecento, 7 novembre del 1913 nasceva Albert Camus, il padre dell'esistenzialismo insieme a Sartre. Uno dei suoi capolavori è La peste, grande classico che ha conquistato popolarità per via delle similitudini con la pandemia, la peste, la pandemia, rendendo il suo messaggio più attuale che mai. Arriviamo al 1929, il 7 novembre apre i battenti il MoMA, che è il Museo di Arte Moderna di New York. Guardate qua che bello, dietro a questa iniziativa c'è la moglie del miliardario Rockefeller che ha coinvolto 2 sue amiche
nel progetto di creare un nuovo spazio dedicato all'arte. E restiamo nella Grande Mela. 7 novembre del 1933, Fiorello Henry LaGuardia diventa il 90° sindaco di New York. Nel corso di 3 mandati trasforma la città. Il secondo aeroporto della metropoli sarà intitolato proprio a lui. Una data indimenticabile è quella del 7 novembre del 1942, bellissima questa immagine che stiamo vedendo. Fausto Coppi stabilisce il nuovo record dell'ora di ciclismo percorrendo 45 km, 871 metri sulla pista del velodromo Vigorelli. L'impresa si svolse in un clima davvero surreale perché c'era il rischio di bombardamenti che lasciò gli spalti semivuoti. Sempre il 7 novembre, ma del 1988, debutta in Italia su Italia 1 la prima puntata di Striscia la Notizia, primo telegiornale satirico. Li avete riconosciuti, sono Gianfranco D'Angelo e Ezio Greggio, già noti al pubblico per il successo di Drive-In. L'autore è naturalmente Antonio Ricci. Ci spostiamo al nuovo millennio, siamo al 7 novembre del 2000, Hillary Clinton diventa la prima First Lady ad essere eletta al Senato degli Stati Uniti. E siamo arrivati alla conclusione. 7 novembre del 1967 è nato questo bell'imbusto. David Guetta inizia la sua carriera negli anni 80 come DJ. Beh, come all'esordio, beato lui, vende 3 milioni di album e 15 milioni di singoli in tutto il mondo, e noi lo ascoltiamo in questo singolo che si chiama I Got a Feeling, o una sensazione, composta per i Black Eyed Peas, grazie al quale accresce la sua fama e il suo successo. I Got a Feeling, David Guetta. Buona giornata a tutti voi, a domani, buongiorno Sicilia.